10ª giornata del campionato di Serie D, ben ritrovati amici della Wii Sport. Oggi al Franco Scoglio per il turno infrasettimanale Città di Messina e ACR si sfidano per 3 punti fondamentali per entrambe le classifiche delle due formazioni messinesi. Momenti negativi, inizi sicuramente con sofferenze e poche gioie per le squadre di Furnari e Biagioni. Da una parte il Città di Messina nell'ultimo turno ha trovato una sconfitta al San Nicola di Bari ed è a quota 6 punti in classifica alla ricerca del secondo successo. Proverà a trovarlo contro la CR Messina di mister Biagioni, che dopo la vittoria per 3-0 nell'ultima gara contro il Gela vuole dare continuità ai risultati per uscire definitivamente dalle zone basse della classifica. 3-5-2 per mister Furnari con Cardia che viene lasciato in panchina, al suo posto Calcagno, staffetta in avanti con Galesio, preferito a Codagnone. Dall'altra parte il grande assente è la stella Arcidiacono, ma parte forte la CR qui con Cocimano che va con il mancino. Bellopede interviene alla prima occasione, passa il Città, Calcagno dentro per Cangemi, allontana Barbera, ma c'è lui, fa Galesio che fa 1-0 e trova il gol che vale il vantaggio della Città di Messina. Al minuto 11 si è fatto trovare impreparata la difesa dell'ACR. Bellissimo il lancio di Calcagno per Cangemi, poi è arrivato Galesio da grande opportunista a sferrare la zampata che vale il vantaggio delle Città. Calcio d'angolo dall'altra parte per la reazione immediata dell'ACR. Gambino manda il pallone alto sopra la traversa, chance su calcio di punizione per il Città di Messina. Ci proverà Thomas Berra, pallone sopra la traversa, riesce a parare in due tempi Ragone. Primo cambio per il Città di Messina che perde un giocatore fondamentale come Capitan Bombara. Al suo posto ci va Trevisan, si ridisegna la difesa della formazione giallorossa da destra verso sinistra. Adesso ci vanno Berra, Trevisan e Bellopede. Qui gran giocata da parte di Fragapane, sarà la prima di una partita praticamente da incorniciare per l'esterno mancino. In forza Città di Messina che attacca però dall'altra parte è la CR, palla dentro, Gambino con il colpo di testa, un gol incredibile, un gol bellissimo. La CR alla prima vera occasione è riuscita a trovare il gol del pareggio, torsione spettacolare del centravanti Gambino e gioia per mister Biagioni che andrà ad abbracciare il proprio centravanti. Tutto da rifare al Franco Scoglio, festeggiano i tifosi della CR Messina. Qui però sbaglia il pallone d'Ascoli, Fragapane recupera la sfera, va col mancino Fragapane, è un gol incredibile di Alessandro Fragapane che distrugge l'incrocio di Ragone e manda alle stelle Città di Messina, pallone imparabile, ma che errore da parte di D'Ascoli in fase di impostazione. Allo scadere del primo tempo nuovamente il Città a portarsi in vantaggio. Non molla la formazione di mister Furnari che poco dopo si ripropone in avanti. Qui Di Vincenzo verso Galesio che riconquista la sfera, ancora l'argentino che mette dentro per il classe 2000 che si divora l'occasione per il possibile 3-1. Piove sul bagnato però in casa CR perché qui il già ammonito Genevieve interviene sul giocatore del Città di Messina. Arriva la seconda ammonizione, finirà la gara in 10 la CR. Cambio allora per mister Biagioni che fa entrare in campo Bossa, prova a correre ai ripari il tecnico laziale. Di lì a poco però finisce anche il primo tempo, duplice fischio al Franco Scoglio. Nicolini manda le due squadre negli spogliatoi, vince il Città di Messina per 2-1 e inizia la contestazione dei tifosi dell'ACR che sono stufi di vedere partite del genere per la propria formazione. Si rientra senza cambi tra le due formazioni, a parti invertite sul rettangolo verde del Franco Scoglio. La prima occasione è di marca Fragapane, semina il panico sull'out mancino, salta tutti, ancora Fragapane, c'è tutto solo Di Vincenzo, prova a servirlo ma il Città sfiora solamente l'occasione del possibile doppio vantaggio. Entra in casa ACR il neoacquisto Ibocio, dall'altra parte è il momento di Cardia che subentra un acciaccato Fragapane. Abbracci di mister Furnari, poi Ferraù disegna verso Francesco Cardia che stacca più in alto di tutti, prende l'ascensore e fa 3-1 per il Città di Messina. Se ne sono completamente persi quelli dell'ACR. Arriva il secondo gol stagionale di Francesco Cardia, cuore verso le tribune e la seconda rete dopo quella realizzata nel finale. Balza i 3 punti contro il Rodonda. Momento nero per la tifoseria dell'ACR Messina, staffetta in avanti, esce Galesio ed entra Codagnone. Qui ci prova Cristian Ferraù dalla distanza, pallone che si perde sul fondo. È una gara che in questo momento vede il monologo della Città di Messina. Entra anche Nunzio Nicosia per far rifiatare il centrocampo. Occasione al minuto 36, lancio lungo verso Alessandro Codagnone che si presenta a tu per tu con Ragone, prova ad aprire il piattone ma il portiere dell'ACR stavolta è bravo a sventare. Ancora cambi nelle file del Città di Messina, è il momento di Samuel Portovene
tenero per uno splendido Francesco Calcagno. Si accende la luce in casa CR e qui Berra interviene così sul giocatore lanciato a rete. Si tratta di Gambino e calcio di rigore secondo Nicolini. Sul punto di battuta si presenta Rabbeni che affronta Paterniti. Momento cruciale, la può riaprire la CR e lo fa con il calcio di rigore. Che sigla, Rabbeni spiazza completamente Sebastiano Paterniti e adesso saranno 6 minuti di fuoco. Calcio di punizione per la CR, pallone che viene messo dentro sulla linea, respinge Cardia che salva il risultato, rischia la beffa la formazione delle Città di Messina. Qui arriva però il triplice fischio da parte del direttore di gara. È finita al Franco Scoglio, meritatamente il Città di Messina si impone per 3-2 nel turno infrasettimanale sulla CR. La decidono Fragapane, Cardia e Galesio. Le reti della CR portano le firme di Rabbeni e Gambino. Amici della Wii Sport, da Antonio Caroè un cordiale saluto e alla prossima.